Sono da Sicilia 24 i titoli del nostro telegiornale. Riesi perseguitava la ex compagna nonostante la condanna a 11 anni per violenze. Lei, terrorizzata, si è suicidata dopo averlo denunciato ancora una volta. Ieri la visita a Lampedusa del ministro dell'Interno Piantedosi e della commissaria europea Johansson. Ha ribadito il supporto dell'Europa per la redistribuzione dei migranti. Si punta a rafforzare i rimpatri. Si denunciano meno infortuni e cresce il numero dei morti sul lavoro. Questi dati del forum sulla prevenzione dell'INAIL diffusi a Palermo. Tra le criticità, la carenza degli ispettori per i controlli. L'alta velocità in Sicilia resta un miraggio. Al via i cantieri per l'ammodernamento della rete ferroviaria, ma gli standard europei sono lontani. Il rammarico dei pendolari. Operazione Mare Sicuro 2023, nostro viaggio con la Guardia Costiera impegnata nel pattugliamento delle coste per la tutela dell'ambiente e il soccorso ai bagnanti. Ben trovati da Sicilia 24, iniziamo con la cronaca e con un'ultima in corso una vasta operazione antidroga coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania e condotta dalla Polizia di Siracusa per eseguire numerose misure cautelari. L'attività investigativa ha consentito di smantellare un'associazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti con base operativa a Siracusa. L'organizzazione si occupava dello spaccio di stupefacenti in città e in provincia. Maggiori dettagli ve li forniremo nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Era stato condannato a 11 anni per violenza nei confronti della sua ex compagna, continuava a perseguitare la donna, lei terrorizzata si è suicidata 2 giorni dopo averlo denunciato ancora una volta. Una storia drammatica che arriva da Riesi in provincia di Caltanissetta. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Una storia drammatica, quella di una donna romena di 33 anni finita nel peggiore dei modi. La paura che il suo ex, un connazionale di 26 anni che aveva già fatto condannare a 11 anni per violenze sessuali ripetute, lesioni e minacce di morte, potesse tornare a farle del male, l'ha portata ad un gesto estremo. Era terrorizzata, non si sentiva al sicuro e si è tolta la vita. Il 28 giugno è andata dai carabinieri di Riesi, il paese in provincia di Caltanissetta in cui viveva, a denunciare per stalking l'ex compagno Razvan Birzoi. Un racconto di violenze e minacce trasmesso dai PM di Caltanissetta alla Procura Generale che solo qualche mese prima l'aveva fatto condannare a 11 anni. L'uomo si trovava ai domiciliari. Ma le drammatiche parole della donna hanno messo in allarme il sostituto procuratore generale Fabiola Furnari che, ritenendolo ad alto rischio, ha chiesto per Birzoi l'aggravamento della misura cautelare. In tempi record i giudici d'appello nisseni hanno risposto disponendo per l'uomo il carcere, ma questo non è bastato a salvare la donna. Il 30 giugno, terrorizzata e stanca dopo anni di violenze che temeva potessero ripetersi, la romena si è uccisa. Una storia tragica su cui dovrà fare luce la Procura di Caltanissetta che dopo la denuncia del 28 giugno aveva aperto un'indagine. Gli inquirenti dovranno accertare come l'uomo ai domiciliari a seguito di 2 condanne a 11 anni abbia potuto continuare a perseguitare l'ex compagna, evidentemente non rispettando le prescrizioni imposte e se qualcosa nei controlli ai quali l'imputato doveva essere sottoposto non abbia funzionato. I 2 avevano avuto nel 2020 una breve relazione e avevano convissuto. Una storia travagliata fatta di liti e riconciliazioni apparenti a cui la donna aveva posto fine proprio con la denuncia. Hanno lasciato Lampedusa ieri dopo una visita di alcune ore, prima nell'hotspot, poi al centro operativo della Croce Rossa. Il ministro dell'Interno Piantedosi e la commissaria europea Johansson sono stati appunto sull'isola ribadendo il supporto dell'Europa nell'obbligo di solidarietà per la redistribuzione e poi in primis per Piantedosi c'è l'obiettivo di rafforzare i rimpatri. Sentiamo. Una visita all'interno dell'hotspot di Contrada Imbriacola ed un passaggio alla base logistica della Croce Rossa italiana che gestisce il centro di primissima accoglienza. Dalla mattina al primo pomeriggio, quando hanno lasciato l'isola, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e la commissaria europea agli affari interni Ylva Johansson hanno visitato Lampedusa. E proprio ai lampedusani si è rivolto lo sguardo della commissaria che ha dichiarato: non siete soli, si tratta di un fenomeno europeo, così come del ministro che ha rassicurato sul
futuro dell'hotspot. Tendenzialmente mi immagino che avrà sempre questa vocazione di luogo di primo approdo come succede sia visibile adesso da svuotare. Nella prima tappa sull'isola la delegazione ha trovato l'hotspot in condizioni ben diverse da quelle di venerdì 23 giugno, quando erano ospitate 3.300 persone a fronte di poco meno di 400 posti disponibili. Da qualche giorno sembra che il flusso, complice il mare mosso e increspato, si sia fermato. La visita nel centro e le spiegazioni dell'attività di assistenza prima e poi l'incontro stampa con sul tavolo il dossier migrazioni, su cui ancora una volta l'UE si è spaccata. Fallito infatti l'accordo in Consiglio europeo a causa del veto di Polonia e Ungheria, ma la commissaria Johansson ritiene comunque un grande risultato quello della solidarietà tra i paesi nel ricollocamento, resa obbligatoria. Se un paese non si adopera nel ricollocamento, infatti, deve pagare. Per Piantedosi appare consolidato il sistema di redistribuzione dei migranti approdati a Lampedusa nel resto delle regioni, ma si punta ad un miglioramento nel sistema dei rimpatri. Si lavora, ha dichiarato, per attuare quanto espresso nel decreto Cutro, e cioè per l'istituzione di centri di frontiera per la velocizzazione delle procedure di rimpatrio. Noi già quest'anno, un timido, modesto segnale di miglioramento dei rimpatri, abbiamo già quei primi 6 mesi un incremento di circa 600 persone in più rispetto all'anno precedente. Su Lampedusa si studia anche un sistema per alleggerire con altri mezzi l'hotspot. Una interlocuzione fra il governo e la Commissione europea per dotare l'isola di una serie di aerei, comunque di mezzi che possano garantire un trasferimento veloce delle persone anche nel caso di condizioni marittime avverse. Per Piantedosi non esistono soluzioni miracolose, ma solo un piano strutturato nel tempo che abbia come obiettivo quello di combattere i traffici internazionali di esseri umani. Per mettere un freno al caro voli, il garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, su indicazione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato ieri i rappresentanti delle principali compagnie aeree che operano voli nelle tratte nazionali interessate dai maggiori rincari dei prezzi. Spiegazioni specifiche sono state richieste, in particolare per quanto riguarda la Sicilia, sui voli che interessano gli aeroporti di Catania e Palermo, per le tratte Roma e Milano. Le compagnie aeree hanno adesso 10 giorni di tempo per poter rispondere. 2 scosse di terremoto sono state avvertite nel Messinese, nella zona di Cesarola, prima alle 6:07 di questa mattina, il magnitudo 4.0, la seconda pochi minuti dopo di magnitudo 2. Le scosse sono state registrate dall'INGV a una profondità di 19 e 24 km. 2 scosse di terremoto sono appunto state avvertite nella zona di Cesarola prima, e appunto la seconda pochi minuti dopo è stata registrata per l'appunto nella medesima zona. Ad avvertire queste scosse anche il catanese, in particolare a Bronte, ma anche nell'ennese. Ovviamente vi forniremo altri particolari nelle prossime edizioni. Morti sul lavoro in aumento in Sicilia e meno denunce di infortuni. Questi i dati dell'INAIL nei primi 5 mesi del 2023. Ieri, tappa a Palermo del forum sulla prevenzione. Marco Gullà. Nei primi 5 mesi del 2023 le denunce di infortunio sul lavoro in Sicilia sono diminuite del 30,8%, passando da 15.604 a 10.799. I morti sono invece stati 24, con un aumento del 20%, mentre aumentano le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 667. Sono soltanto alcuni dei dati INAIL dei primi 5 mesi del 2023 in Sicilia. Fa tappa a Palermo la 15ª tappa del Forum della Prevenzione Made in INAIL, un percorso di riflessione e di confronto con le istituzioni e le parti sociali sulle strategie di contrasto agli infortuni e alle malattie professionali. Ovviamente il comune denominatore deve essere la prevenzione. L'INAIL non può che investire in prevenzione. Le imprese in Italia sono 3.200.000. I lavoratori sono più di 20 milioni. L'idea di poter evitare ciascun infortunio solo con un esercizio di controlli, ci porterebbe a costruire un leviatano di controlli che non è
sostenibile da un punto di vista organizzativo e neanche logico, anche perché per quello che discutiamo oggi, il fatto di vivere in un mondo che presenta continuamente sempre nuovi rischi non può che chiamare in causa l'esigenza di prepararsi individualmente con strumenti appunto di formazione e di educazione al rischio che parte dalle nuove generazioni e inizia nelle scuole. C'è però carenza di ispettori. L'alert arriva dalla sede siciliana dell'INAIL. In questo momento noi abbiamo una situazione di grave carenza di personale ispettivo. Pensate che all'istituto ci sono circa 16 ispettori per tutta la regione e la situazione più o meno analoga c'è all'INPS con le dovute proporzioni. E la stessa situazione c'è per quanto riguarda l'ispettorato del lavoro, per cui l'intenzione da parte di questi enti nella programmazione degli interventi che devono essere realizzati su quelli che sono i settori maggiormente più a rischio, come si diceva prima, in particolare il settore dell'edilizia, il settore della logistica e altri settori che di volta in volta quello delle cooperative. Nei primi 5 mesi del 2023, inoltre, il numero degli infortuni sul lavoro denunciati nell'isola ha segnato un meno 42,% nella gestione industria e servizi ed un 1,8% in agricoltura, passando da 670 a 682. Partono i lavori dei cantieri per l'ammodernamento della rete ferroviaria in Sicilia, ma gli standard europei dell'alta velocità sono decisamente lontani. Il massimo obiettivo per la delusione dei pendolari rimane l'alta capacità. Ci dice tutto Lorena Dolci. Qualcuno la chiama velocità light, altri più semplicemente parlano di ammodernamento della rete ferroviaria, ma anche dopo la cura da cavallo le ferrovie in Sicilia rimarranno sotto gli standard tecnici dell'alta velocità. Proprio qualche giorno fa FRI annunciava l'avvio dei maxi cantieri per oltre 11 miliardi finanziati con i fondi del PNRR per realizzare il nuovo collegamento ferroviario Palermo-Catania-Messina e velocizzare varie tratte. 10.000 operai impiegati, centinaia di imprese da formare. Abbiamo già consegnato tutti i lotti del nuovo collegamento Palermo-Catania e Catania-Messina, quindi significa che sono state già esperite le gare e i cantieri sono stati già aperti per diversi lotti, sono in totale 10 lotti, 6 sulla Palermo-Catania, 2 Catania-Messina più 2 su Palermo-Trapani. Un progetto che prevede attualmente delle velocità di 200 km/h, ma che stiamo cercando di portare a 250 km/h come velocità massime in alcuni punti. Ma questi appunto non sono gli standard dell'alta velocità europei. Sì, sicuramente le linee che si stanno realizzando non sono ad alta velocità. Tra l'altro abbiamo alcuni tratti con velocità massima di 160 km/h, altri tratti segnatamente tra Enna Caltanissetta e tra Caltanissetta e Fiumetorto sulla Palermo-Catania si potranno raggiungere i 200 km/h. Però ricordiamoci che l'alta velocità, si comincia a parlare di alta velocità da 250 km/h in su. Ma resta la delusione dei pendolari che si sentono penalizzati. L'alta velocità per l'isola rappresenta soltanto un miraggio, visti i progetti già approvati ed esecutivi. Tutti parlano di alta velocità, a destra e a manca, ma in Sicilia per le opere che già sono in esecuzione l'alta velocità è e resta una chimera se non verrà rivisto l'intero tracciato. Le modifiche ai progetti esecutivi richieste da più parti sono molto difficili e richiederebbero interventi tecnici complessi. Intanto dobbiamo accontentarci dell'alta capacità, che è un concetto diverso. Sì, alta capacità significa poter far transitare su queste linee treni merci di grandi dimensioni e numerosi treni lungo le linee. Questo sarà possibile anche perché le linee saranno attrezzate con piazzali per la movimentazione delle merci per treni lunghi fino a 600 metri. A lavori ultimati il tempo di percorrenza tra Catania e Palermo scenderà dalle 2,45 ore attuali a 2 ore. Anche tra Messina e Catania si risparmierà tempo, circa mezz'ora, da 1 ora e 15 minuti impiegheremo 45 minuti. Ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco.
Tornati in studio, operazione Mare Sicuro 2023, parliamo dell'operazione della Guardia Costiera lungo i 650 km di coste che ovviamente è volta alla salvaguardia dell'ambiente e il soccorso ai bagnanti in difficoltà, ce lo spiega Simona Mazzone. Operazione Mare Sicuro 2023, la Guardia Costiera ha impiegato 200 tra uomini e donne su 20 mezzi aerei e navali. Per tutta l'estate fino a settembre pattuglieranno le coste da Messina fino ad arrivare a Pozzallo in provincia di Ragusa. Allora usciamo con loro, andiamo a pattugliare la zona fino ad Aci Castello. Via terra la Guardia Costiera si occupa della sicurezza sul demanio marittimo, sui porti e sulle imbarcazioni ormeggiate, ma anche delle verifiche sugli stabilimenti balneari, se questi sono in regola, con licenze e personale addetto al salvataggio, ma ci sono anche i mezzi aerei per sorvolare sul territorio e quelli via mare. L'attività che viene effettuata via mare è quella fondamentalmente dei controlli che sono finalizzati a assicurare quella che è la sicurezza dei bagnanti, ma anche dei diportisti e di chi in generale fruisce del mare, come anche chi fa immersioni subacquee. E certamente il nostro compito primario è quello della salvaguardia della vita umana in mare. L'anno scorso sono stati portati in salvo 99 diportisti nel corso della stagione balneare. Quello che si fa e che cerchiamo di fare è sempre lavorare sulla prevenzione per cercare di diminuire quelli che sono appunto i soccorsi. L'operazione estiva della Guardia Costiera non si concentra solo su bagnanti e diportisti, ma si rivolge anche alla tutela dell'ambiente marino e costiero. L'attività mira soprattutto all'attività di prevenzione di comportamenti che possono incidere su un corretto uso del mare, un corretto godimento delle nostre spiagge, in particolare sulla navigazione sottocosta, ma anche va alla tutela generale dell'ambiente. Qual è il reato più diffuso? In genere il disturbo dell'altro, il mancato rispetto reciproco delle persone, per cui la nostra vigilanza, che si mantiene a una distanza di sicurezza dalla costa, tende a prevenire appunto che le unità da diporto, magari vogli acquascooter piuttosto che piccole imbarcazioni, si avvicinino. L'attività della Guardia Costiera è H24, 7 giorni su 7, ma con l'operazione Mare Sicuro fino al 17 settembre si rafforzano i controlli e si impiegano maggiori uomini e mezzi. Nel nostro giro poche imbarcazioni, alcuni tra yacht, velieri e panfili extralusso, stabilimenti in regola anche sul fronte delle delimitazioni con le boe, se si considera la porzione dell'area marina protetta Isole dei Ciclopi. Dal mare si osserva un paesaggio inusuale, in alcuni punti nascosto, come qui, dove le grotte naturali abbracciano nella loro magnificenza uno specchio d'acqua incontaminato. E a Siracusa nasce l'anagrafe scolastica con i nomi dei bimbi che devono compiere 6 anni. È un modo per contrastare il fenomeno purtroppo diffuso della dispersione che vede la Sicilia prima in Italia. Così gli istituti sapranno chi deve frequentare la scuola. Francesco Aloi. Contrastare la dispersione degli studenti è questo l'obiettivo dell'amministrazione comunale di Siracusa, che ha istituito l'anagrafe scolastica. È qualcosa su cui noi puntiamo fortemente, perché crediamo fortemente nel valore dell'educazione scolastica e della scuola in generale. Con l'assessore Celesti abbiamo subito attivato gli strumenti necessari per attivare l'anagrafe e quindi rendere più concreto e più fattivo il nostro sforzo. Compiuti 6 anni, frequentare la scuola diventa obbligatorio. Così, con questa novità per Siracusa, chi rientra in questa fascia d'età sarà inserito in un elenco, poi consegnato alle scuole. Va a incidere su quelle famiglie che non iscrivono i bambini in scuola, quindi c'è un tema legato ai bambini iscritti che smettono di andare a scuola, ma c'è un tema legato ai bambini che non vengono nemmeno iscritti. Dobbiamo provare a fare di tutto per rendere effettiva la nostra capacità di incidere anche laddove manchi del tutto l'iscrizione a scuola. E se la Sicilia vanta il primato per la dispersione scolastica, nell'isola si cerca di invertire questo triste trend. L'istituzione dell'anagrafe ne è un esempio. Così provate a togliere manovalanza anche alla criminalità. Ma nel lungo periodo certamente sì. La scuola dell'obbligo è un obbligo proprio perché la formazione è
indispensabile, perché non si forma un cittadino sano senza un percorso all'interno delle istituzioni. Ci fermiamo ancora e in chiusura ci occupiamo di calciomercato. Ultima parte del nostro telegiornale, ci occupiamo di calciomercato tra le siciliane, stella assoluta, protagonista assoluto, il Palermo. Sentiamo Tonino De Mana. È un Palermo grandi firme che mette nel motore Aliosa Vasic, ribattezzato il Tardelli italo-bosniaco, che sbarca in Sicilia per una cifra che con i bonus raggiunge i 3 milioni di euro, diventando di fatto l'acquisto più costoso dell'era targata City. Vasic, che ha già effettuato le visite mediche a Torino, è la ciliegina sulla torta di un mercato sontuoso che colloca la squadra rosanero in pole position per la promozione in A. Il talentino del Padova, 8 reti e 2 assist nello scorso torneo, era nel mirino di mezza Serie B e del Sassuolo. Il Palermo fa sul serio, con rinforzi di livello in tutti i reparti ed una coppia di centrali, Lucioni, Ceccaroni, che rappresenta un lusso per la categoria. 2 uomini di esperienza preziosi per Corini, che in più di un'occasione lo scorso anno ha gettato alle ortiche partite e punti proprio per svarioni difensivi che poi alla fine hanno compromesso l'accesso ai play-off. Troppi 49 gol al passivo che hanno indotto la dirigenza ad un cambio di passo sul mercato. Importanti movimenti anche in attacco, che potrà contare anche su Roberto Insigne, fratello di Lorenzo, e su Leonardo Mancuso, con l'ex punta del Monza, che potrebbe rivestire il ruolo di vice Brunori. Intanto sono 20 convocati per il ritiro in Trentino Alto Adige, che si terrà dal 9 luglio al 4 di agosto tra Ronzone e Pinzolo. Da domani nel centro sportivo di Veronello, via i test pre-ritiro, ci sarà anche Buttaro, che ha prolungato il contratto fino al 2027. In Serie C, calma apparente per Catania e Messina. Dopo aver affidato la guida tecnica a Luca Tabbiani, la dirigenza etnea è al lavoro per allestire un organico in grado di esaltare il 4-3-3 del nuovo allenatore. Tempo di scelte e di valutazioni in attacco, ma la sensazione è che in pochi resteranno. Sarao, De Luca e Russotto sembrano avere qualche chance e credenziali per restare ai piedi dell'Etna. In bilico la posizione di Ciccio Lodi, che dovrà decidere se continuare a giocare oppure fermarsi. In quest'ultima ipotesi il play di Frattamaggiore potrebbe avere un incarico in società. Posizione d'attesa per il Messina, che dopo il disco verde della Covisoc dovrà pianificare l'ennesimo campionato con Sciotto al timone, a meno che non decolli la trattativa telenovela con Fabrizio Mannino. Si vedrà intanto il mercato in stand-by. In Serie D pensa in grande il neopromosso Acragas, che mette a segno un doppio colpo ingaggiando 2 giocatori che a Catania hanno lasciato graditi ricordi. Dopo l'attaccante giapponese Morimoto, 35 anni, 86 presenze e 15 gol in rosso-azzurro tra il 2006 e il 2013, intesa raggiunta anche con il centrocampista argentino Jama, classe 1986, lanciato da Zenga e pupillo di Azzori e del compianto Mihailovic. Era l'ultimo servizio per questa edizione di Sicilia 24, prossimo appuntamento con l'informazione su Telecolor alle 14. Vi lascio adesso con Michele Cucuzza, Angelo Gagliano per Buongiorno Sicilia. A tutti una buona mattinata.